Ilario Simonaggio, ennesima stangata per i pendolari soliti usufruire dei servizi del trasporto ferroviario regionale? Sì, questo è il terzo aumento, questo vale dal 1° agosto, tocca i treni interregionali, quindi i treni che muovono dal Veneto verso l'Emilia piuttosto che verso il Friuli e la Lombardia. L'aumento del 6% si applica alla tariffa di corsa semplice, quindi non tocca gli abbonamenti, ed è indubbio che però siamo preoccupati perché in realtà allontana l'utenza, cioè noi continuiamo ad avere sui treni regionali e interregionali una riduzione della qualità del servizio e un aumento della tariffa che viene pagata. Ma questo perché si spinge sui treni ad alta velocità? Sono due segmenti di mercato diversi, non mi sentirei di dire che allora l'uno, certo che noi abbiamo avuto lo spezzettamento per esempio di treni a lunga percorrenza per invogliare o obbligare, che dir si voglia, l'utente, per esempio il Torino-Lecce o il Venezia-Palermo, di prendere i treni ad alta velocità. Sotto Roma in realtà il servizio a alta velocità o non c'è o non copre intere regioni meridionali. Quindi quello che notiamo in questo caso di treni interregionali è che c'è un aumento del prezzo che non è accompagnato da un miglioramento dell'offerta. Di fatto in Veneto non si è più parlato del post orario cadenzato. Sì, noi abbiamo avuto che con l'arresto dell'assessore il 4 giugno e con il presidente Zaia che ha avvocato a sé la delega, in realtà se prima si faceva poco, oggi ci pare scomparso anche quel poco che si faceva. Quindi di fatto è tutto congelato? Sì, anche i sindaci della zona del Porto Gruarese avevano sollecitato Zaia a un incontro la settimana scorsa, perché in realtà Chisso aveva promesso delle modifiche che dopo l'introduzione dell'orario cadenzato che è avvenuta il 12 dicembre 2013, siamo tuttora in attesa di modifiche, ma le modifiche non ci sono. D'altra parte la Regione continua a non mettere soldi del bilancio regionale e quindi è difficile migliorare i servizi senza soldi.